C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a tutti, qui su Teletutto con C'entro Anch'io. L'immagine che ora arriva alle mie spalle, zac, eccola qui, è quella della chiesa parrocchiale di San Polo Case. Il quartiere San Polo Case, caratterizzato dall'attraversamento di via San Polo, è situato nella zona est di Brescia ed è il risultato dell'unione di più nuclei abitativi sorti in diverse epoche, a partire dal preistorico e alto medioevo. Parliamo del borgo di Via Ponte, del Chioderolo, dove ancora oggi è presente un mulino in legno risalente al 1500, della zona Gerole, della zona Case, caratterizzata dal palazzo dell'ex Arici Sega e della nuova sede dell'RSA omonima, della chiesa di San Girolamo e, ultimo per realizzazione, il villaggio di Padre Marcolini. Grazie all'apertura del Parco delle Cave, vanta nuovi spazi verdi molto apprezzati da tutta la città. I Solz, i Erotons e i Gade Pirla, vero o non vero? Siamo andati a disturbare qualcuno che in questo momento se la stava godendo in un ottimo ristorante. Siamo tornati alla commedia delle pentole in via Zara qui a Brescia e l'ambiente è familiare, cordiale, si mangia bene, si sta bene, non ce ne andremmo più, ma ora sono in ginocchio accanto al signor Enrico. Lei, signor Enrico, è bresciano? Beh sì, nato a Brescia ma ho parenti sparsi in tutta Italia. Ok, quindi insomma ha rami ovunque, insomma, è un polipo con tentacoli ovunque. Ah, voi avete già cenato peraltro, visto che ci sono i bicchieri vuoti, il caffè qui. Com'è andata la cena? Bene, molto buona, sì, la prima volta che veniamo ma ci ritorneremo. Benissimo, allora attenzione che adesso abbiamo, come si dice in gergo, bambanato, ma dobbiamo lavorare. Provi a leggere questo. I Solz, i Erotons e i Gade Pirla. Sa tradurlo? Direi che i soldi sono rotondi, cioè girano e devono girare. Bravissimo, esatto, quindi insomma chi ha soldi li investe magari per saper creare. È quello che stiamo facendo questa sera a cena. Benissimo, grazie. Pagheremo il conto, i soldi saranno pirlati. Allora, c'è chi dice che assomiglia a Vasco Rossi, c'è chi dice che assomiglia a Gerry Scotti. Lei invece come si chiama? Cellino pure del Brescia. Sono Dario. Ecco, Dario invece è originale. Dario, anche lui quella commedia delle pentole. Siamo già al dolce, gliel'abbiamo interrotto noi. Cosa ha preso, signor Dario? È una mille sfoglie, buonissima e meglio di così non si poteva andare. Ha mangiato bene? Benissimo, abbiamo mangiato puntine con le verza, ha offerto la figlia come al solito. Buono a sapersi allora, Io invece ho preso il baccalà con polenta, davvero ottimo, sì. Se magari le capitasse ancora mi aggrego anch'io. Una volta che la figlia qua è di portafoglio largo, noi ci siamo. A proposito, Dario, a proposito di portafoglio, qua si parla di soldi. Provi a leggere questo proverbio, caro Dario. È che non ci vedo. I Solz, glielo leggo io, dai. Oppure la figliola glielo leggo, dai. I Solz, Rotons e i Gade Pirla. Bravissima figliola, ti chiami scusa? Carlotta. Carlotta, è stata brava, complimenti per la figlia. I Solz, gli Erotons e i Gade Pirla. Cioè che hai capito Dario? Sì. Cosa hai capito? Devono girare. Stasera li fa girare la figlia. Figlia, per forza. Noi non ne abbiamo, allora li fa girare la figlia. Brava figlia Carlotta, è simpatica e soprattutto generosa. Chiudiamo qui anche questa puntata, qui è la commedia delle pentole, dove vedete la gente, i clienti si trovano davvero bene, che si mangia davvero bene, tipica bresciana. I soldi sono rotondi e devono girare, chi ha soldi li investe per creare altra ricchezza o perlomeno per favorire altre persone. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!